Il no alla diga è principalmente anche per un fatto di sicurezza. Come pericolosità idrogeologica P3 e P4, ma basta venire qui per capire che è un'opera assurda ed è una mega speculazione economica. Già stato speso 1,5 milioni per lo studio di fattibilità, dopo il dibattito pubblico si sono spesi altri 400.000 euro per finire lo studio di fattibilità, ancora prima di avere il progetto. Perché sarebbe un'opera che andrebbe a devastare uno dei pochi habitat naturali rimasti ancora ad alta naturalità. Con 1 ettaro di area forestale di infiltrazione si caricherebbe in un anno 1 milione di metri cubi d'acqua. Significa che 100 ettari di area forestale di infiltrazione porterebbero alla pianura 100 milioni di metri cubi d'acqua. C'è una legge europea sul ripristino dei corsi d'acqua che vincolerebbe gli stati entro il 2030 ad abbattere le dighe, non a costruirne di nuove. Noi quindi stiamo facendo un passo indietro se si fa la diga invece che in avanti verso il progresso.